Hanno portato via due trattori con valore di penso 130-140 mila euro di tutti e due. A parlare Sergio Mazzoccato, titolare con il fratello di un'azienda agricola a Vedelago. Nella notte a sparire dai loro capannoni sono stati due trattori, un John Deere da 140 cavalli e un New Holland da 70 con neppure 12 mesi di vita. Un furto importante per un'azienda di piccole dimensioni, capace di mettere in crisi la produzione e di minare l'umore di chi spende la propria vita al lavoro tra i campi. E ci hanno messo con le spalle al muro, in poche parole, nel senso che adesso prendere di nuovo due trattori e spendere 100.000 euro non ce la facciamo mica noi. Quello andato a segno a Vedelago è l'ultima di una preoccupante serie di furti in provincia, una vera e propria escalation cominciata a Sala di Strana all'azienda Vaccamora con il furto di un trattore Kubota pagato dalla famiglia Figuera oltre 70.000 euro. Non abbiamo la certezza di un prezzo futuro per il latte e facciamo investimenti per tenere duro per far fronte a un'agricoltura che non ha un orizzonte e prendiamo queste cantonate. E a farne le spese, oltre ad un'azienda agricola di San Donà dove è stato rubato un Fend da 120.000 euro, anche l'azienda di Pietrovio a Monastier. In questo caso il furto di 3 trattori Fend sfiora i 400.000 euro. Sono entrati alle 9 in azienda, hanno messo in moto tranquillamente come dei professionisti, hanno staccato le attrezzature e poi se ne sono andati anche per strada con lampeggianti e luci accese. Aziende agricole in ginocchio che chiedono ora l'intervento delle istituzioni. Chiediamo un intervento del prefetto di Venezia e del prefetto di Treviso e del governatore Luca Zaia, dato che lui è un uomo molto legato alle imprese agricole e speriamo che ci dia una mano. E a muoversi anche la Coldiretti regionale che spiega come spesso l'acquisto di un trattore sia legato alla necessità delle piccole imprese di indebitarsi. In genere sono frutto di un approccio di acquisto che passa attraverso un mutuo, quindi sono rubati e devono ancora essere pagati.